Buonasera, l'anteprima di Rosa e Nero, vittoria a Cittadella 2-0 con Pisano in gol, ma anche con Abel Hernandez, 14ª rete stagionale e anche ultima perché domani partirà per il ritiro premondiale con l'Uruguay. Dunque l'ultima partita di Abel Hernandez con il Palermo, un Palermo che ovviamente punta al record di punti, un Palermo sempre più concreto, sempre più con la mentalità di Beppe Iachini che non vuole mollare di un centimetro. 12 vittorie esterne in stagione, un altro numero impressionante. Però parleremo anche di giovani, non solo parleremo di futuro del Palermo, inteso come mercato e strategie per il prossimo anno, ma anche di giovani, perché allievi nazionali e primavera sono in finale scudetto, lo abbiamo già ricordato, e allora siamo andati nello specifico con un servizio dedicato e non solo. Ieri nel Trapani l'esordio di Tony Pitasi, un classe 95, allora siamo andati alla Panormus a scoprire dove ha mosso i suoi primi passi. E ancora in anteprima è stato già proiettato ieri sera il documentario su Pamela Conti. Vi consigliamo di stare con noi fino alla fine. Adesso però è il momento della lavagna tattica con Ignazio Arcoleo. Buonasera Ignazio, ben trovato. Buonasera a tutti voi, ben trovati a tutti. Devo dire che noi ci troviamo sempre in grande sintonia quando dobbiamo scegliere gli argomenti della lavagna tattica, perché è chiaro che ormai con il Palermo promosso ci possiamo proiettare, ma non più di tanto sul futuro. Ieri qualche cosina, dettagli. Sì, qualche lampo di futuro l'abbiamo visto. Intanto perché il Palermo ha cambiato di fatto tutta l'asse centrale, Uicani in porta, Milanovic, c'era N'Gui. Non è cambiato nulla. Perché il risultato è stato ovviamente quello di una vittoria per 2-0, e poi c'è una curiosità che davvero può essere futuribile come pensiero, cioè la posizione di Vasquez, che è un po' un elastico, un pendolo. Mi fai vedere perché? Allora, lo schema del Palermo prevede 3 difensori, 4 ultimamente si intende, prevede 3 difensori, 4 centrocampisti in linea, un trequartista e 2 punte. Così come sono messe in campo. Il trequartista per antonomasia del Palermo è Vasquez. Però la cosa che io vado notando in tutte queste ultime prestazioni della squadra, in riferimento anche al lavoro che sta svolgendo Vasquez in questa squadra, non è prettamente il lavoro del trequartista che rimane dietro le punte, un po' che fa da pendolo e da trade union fra le 2 punte, il gioco dei 4 centrocampisti. Perché? Perché Vasquez ama svariare sul fronte offensivo e per mettere in mostra quello che è il meglio per dare il meglio delle sue potenzialità. E se ci fate caso, Vasquez lascia questa posizione che dovrebbe essere la tipica del trequartista e viene a giocare largo o su una zona destra o sinistra o destra del campo per prendere palla e partire non più come un trequartista vero e proprio, ma come una mezzala di centrocampo, quindi una mezzala di spola. Andiamo a vedere dal mio punto di vista sempre ed analizzare quali sono le qualità del trequartista, quello proprio esplosivo. Per antonomasia o il trequartista esplosivo Maradona su tutti. Perfetto. E però andiamo a vedere le qualità fisiche di questo. Che a parte il piede sinistro, Vasquez diciamo, ha delle non caratteristiche. È da meno. Esatto, però, Vasquez non è da meno. Però caratteristiche fisiche ovviamente sono completamente diverse, adesso vediamo. Però ecco, le caratteristiche fisiche del trequartista sono dell'esplosività. Baggio, ecco, te li sto. In ultimo ti cito Baggio, Del Piero, ti posso dire, io ho avuto un grande trequartista che era un'ala destra, poi velocissima, Nino Barraco, che per me è stato un 10 meraviglioso, tant'è vero che l'ho portato nel Palermo e ha fatto grandi cose anche con noi. Vasquez ha un piede sinistro meraviglioso, ha una cadenza e un'eleganza nelle movenze che veramente somigliano molto a quelle di Thiago Motta, ecco, mi sembra di vedere, guardando Vasquez mi sembra di vedere Thiago Motta. E se andiamo a vedere dove gioca Thiago Motta gioca in cabina di regia, si può dire, perché viene basso a prendere la palla
per avere spazio e tempo di giocata ed aprire ed illuminare il gioco dell'attacco. Allora io, vedete, in questo caso Vasquez è finito nella zona destra del campo, però molto spesso tu lo vedi, che a seconda di dove finisce l'azione, lo vedi in questa posizione, quindi non è il classico trequartista che si muove per dire e che ti fa queste giocate tipiche, proprio codificate, non so, palla sulla punta, sponda, lui entra sistematicamente a lavorare nell'area di rigore avversaria. Lo fa sporadicamente, ma quello che fa invece sistematicamente dal mio punto di vista è che lui si aggiunge al centrocampo per darne una qualità talmente eccelsa, per dare col suo palleggio, con la sua classe, col suo modo di tenere la palla, per dare alla squadra i tempi per potersi posizionare. Quando dai la palla a Vasquez ci vogliono 2 o 3 giocatori per andargliela a levare, e nel momento in cui lui riesce a tenerla e a fare i suoi giochetti di prestigio col piede sinistro, tutti i giocatori hanno la possibilità di inserirsi velocemente negli spazi, per cui nel momento in cui lui appoggia la palla poi ti trovi gli uomini in velocità che attaccano gli spazi in maniera entusiasmante. Quindi io nel futuro del Palermo prevedo un Vasquez che secondo il mio punto di vista può fare la mezzala di Spola con grandissima qualità e grandissimi mezzi tecnici. Bene. E anche con una grande fisicità. Bene, grazie Ignazio, approfondiremo questi temi anche nel corso della puntata di questa sera. Noi possiamo iniziare, allora sigla e poi tutti pronti con Rosa e Nero. Bentrovati a Rosa e Nero, siamo in diretta sul canale 14, in streaming su trmweb.it, la replica se volete alle 23 circa sul canale 13, stravolgiamo un po' la scaletta, ringraziamo e salutiamo Flavia Graziano che non sarà con noi questa sera, ritornerà lunedì, così come Davide D'Avenia, e allora salutiamo intanto Francesco Caruana dalla regia. Francesco, perché oggi ti occuperai tu, diciamo, di smaltire soprattutto il traffico dei WhatsApp e degli SMS. Ciao Francesco. Buonasera a te Luca, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori. Ovviamente ci sono sempre i contatti in primo piano per mandarci i vostri messaggi, leggeremo i vostri messaggi durante la trasmissione. Stiamo seguendo una partita molto importante, la finale di Europa League tra Siviglia e Benfica, all'intervallo 0-0, si gioca a Torino alla Juventus Stadium. Grazie Francesco, vi ricordo io invece il tema social di questa puntata, la notizia con la quale abbiamo aperto, cioè ultima partita di Abel Hernandez ieri con il Palermo, gol numero 14, sarà l'ultimo gol di questa stagione, poi partenza già domani per la convocazione premondiale, quindi in bocca al lupo ad Abel Hernandez per questa avventura insieme a Cavani, insomma l'Uruguay ritrova un fratello maggiore e noi ci siamo chiesti, lapsus, Hernandez punto fermo o prima cessione eccellente per poter fare poi il mercato necessario alla Serie A? Questo è il tema social, abbiamo la pagina Facebook e ovviamente il profilo Twitter, utilizzate sempre l'hashtag Rosa e Nero TRM. Ci fermiamo per la pubblicità e poi entriamo nel vivo della puntata fra poco. Attenzione! Pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace o su www.dimensioniarredi.it. Piva, l'edilizia che ti vizia.
Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, Rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Affari in oro. Valutazioni abbondanti, quasi eccessive. Siamo in diretta, salutiamo il responsabile delle produzioni sportive Salvatore Geraci, con il quale divido questa sera, possiamo dire, un doppio successo, perché lunedì siamo andati in onda ed è stato il record stagionale d'ascolti per Rosa e Nero. Ieri c'è stato Ufistino, possiamo dire così, Rosa e Nero al processo in diretta, con dati straordinari, quindi ce li possiamo, quando sono nostre le cose ce le prendiamo. Perché no? Dai, anche per ringraziare i telespettatori che ci seguono con grandissima attenzione, segno che siamo vivi, che sappiamo proporre un po' le cose che più interessano nel modo giusto. No, è un giorno di festa per tutti, sì, sono d'accordo. Salutiamo Massimo Norrito, inviato prima firma di Repubblica. Ciao Massimo, ci racconterai come sempre le emozioni da Cittadella e poi, che devo dire, corrispondente da Palermo per il Corriere dello Sport Paolo Vagnini. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Abbiamo avuto modo già di ascoltare le parole di Ignazio Arcoleo, che ci ha spiegato quale potrebbe essere nel futuro il ruolo di Vasquez, quindi su questo discuteremo insieme ovviamente al tema che vi abbiamo già anticipato, cioè al fatto che ovviamente Hernandez è partirà domani per la convocazione per il mondiale, e quindi è stato il suo ultimo gol in Serie B con il Palermo per questa stagione. Lo ritroveremo dopo il mondiale? Ci sarà? Partirà? Insomma, questo è anche il tema social che vi abbiamo chiesto di commentare sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Facciamo però una piccola analisi, visto che ormai mancano di fatto le ultime 3 giornate di campionato, e allora l'analisi parte dal muro di Iachini con Davide D'Avenia. Il 25 settembre 2013 resterà una data importante nella stagione, forse nella storia del Palermo. L'arrivo di Beppe Iachini sulla panchina rosanero ha lentamente stravolto la fisionomia di una squadra nata con Gattuso sostanzialmente per offendere. 7 punti in 6 partite con l'ex centrocampista del Milan alla guida, ma soprattutto pochissime idee di gioco e una difesa costantemente esposta agli attacchi avversari. Il più grande merito di Iachini dal suo arrivo è stato quello di riuscire immediatamente a comprendere i limiti della squadra, riuscendo a plasmarla e a dargli una nuova identità. Sorrentino e Eucani, la strana coppia di portieri, un lusso per la Serie B, amici e rivali al servizio della squadra, i migliori portieri del campionato per la migliore difesa del campionato. Con Munoz, Terzi e Andelkovic il Palermo ha trovato il suo muro, ma in Milanovic e Vitiello Iachini ha spesso trovato validissime alternative fondamentali nelle assenze dei titolari. Pisano da Prelà e Morganella, esterni bassi, difendenti più che attaccanti, hanno tirato la carretta fino a dicembre, dando un volto più difensivo alla formazione di Iachini. L'impiego di Stevanovic ed esterno e l'arrivo di Lazzarri a gennaio dal Varese hanno definitivamente trasformato una squadra che nel frattempo ha capito di essere la più forte del campionato. L'attacco vende biglietti, la difesa vince campionati, un detto che Iachini conosce benissimo. Salvatore, mi pare che bisognava ripartire ovviamente da Sorrentino, da Eucani, che ieri è ritornato e ha fatto il suo, e dalla difesa di Iachini, che probabilmente è stato anche il primo vero punto di partenza di questa sua avventura sulla panchina del Palermo, perché da lì ha costruito tutti i successi. Hai messo sul fuoco tanta carne, e tanta carne interessante, perché Vasquez, Hernandez e poi il muro è il successo di Iachini. E se mi consenti di pizzicare sulle tre cose, no, che sono molto importanti, mi pare che a proposito delle strategie di Iachini ci sia una cosa che va al di là del primo posto e che va al di là della Serie A conquistata.
Cioè questo Palermo ha una dignità e una professionalità che sono al di sopra di tutto. Una squadra che non si accontenta di stravincere il campionato, che cede solo per logica stanchezza nella partita contro il Lanciano, forse la partita che avrebbe voluto vincere proprio perché segnava il festeggiamento con i tifosi, che però si riscatta subito andando a vincere una partita che non era per niente scontata contro una squadra che sta lottando per rimanere in Serie B. Tra le più in forma, tra l'altro. Sì, appunto, quindi sai, tu segnali una situazione di dignità che è talmente grande da dire che questo Palermo si allena non soltanto per giocare bene, ma si allena non per essere un eroe un giorno, ma per essere una squadra di galantuomini. E allora questo, sai, ti conforta e ti fa comprendere come i tempi siano non cambiati riguardo al Palermo, ma come i tempi siano cambiati in assoluto riguardo a quello che è l'atteggiamento del calcio. Apro una piccolissima parentesi, poi risparmio dopo. Tieni presente che è un successo di Zamparini anche questo, perché Zamparini, Massimo se lo ricorderà bene, di fronte a una partita che aveva il sapore di un accomodamento Napoli-Palermo. No, Triestina, proprio ti parlo quando ci fu il gol della Siciliano da 40 metri. E ci fu una reazione un po' strana da parte dei giocatori. Zamparini lì si mostrò cannibale e disse che avrebbe mangiato gli attributi ai giocatori, sì. Fu la prima volta che mangiò gli attributi ai giocatori, e devo dire la verità che da un punto di vista di pubblico, da un punto di vista poi se ne mangiò un altro con Pioli, però è il suo quello. Vabbè, quello... Da un punto di vista di pubblico, da un punto di vista anche di atteggiamenti dei giocatori, non ci possiamo lamentare della moralità del Palermo. Questo è il primo discorso. Il secondo discorso di Hernandez te lo liquido subito. Io non sarei così sicuro che Hernandez non sia un giocatore del Palermo. Intanto perché Hernandez è un giocatore del Palermo e perché poi il grosso punto interrogativo è dato dal Mondiale. Perché se il Mondiale dovesse diventare esplosivo, figurati, saremmo tutti d'accordo che non resterà assolutamente. Ma se fosse un Mondiale in silenzio, sai, Hernandez intanto è in Serie A e poi sta a vedere se trova di meglio. Per quanto riguarda invece il discorso Vázquez, mi sembra assolutamente valido, con una piccola, non interpretazione ma precisazione. Di Vázquez penso che Iachini abbia un concetto fondamentale, cioè Vázquez è un attaccante. E lo metto fra virgolette, la cosa più logica la metto fra virgolette, perché poi in effetti lui ne fa un giocatore che assiste le punte, cioè un trequartista, ma ne fa anche un giocatore, come dice Ignazio, di centrocampo. Cioè questa potrebbe essere la soluzione per la Serie A l'anno 21. Cioè tutti siamo a caccia di un regista e il regista probabilmente verrà o ce l'abbiamo già in casa, questo poi se lo decide la società, certo. A me non interessa. Però le varianti restano sempre due: grande calcio, propositivo, e propositivo significa anche Vázquez che fa la mezzala. Non diventerà mai il giocatore davanti alla difesa, almeno in questo periodo, però è un giocatore sicuramente che può fare la mezzala e può dare qualità al reparto. Tra l'altro, Ignazio, visto che ti ha tirato in ballo Salvatore in due argomenti, non soltanto su Vázquez, che ad inizio ritiro, mi corregga Massimo Rito se sbaglio, era stato provato comunque tra i due del 4-2-3-1 di Gattuso, poi sappiamo tutti come è andata a finire con il tesseramento di Verra e quindi l'esclusione dalla lista dei 18. Ovviamente il tuo argomento della lavagna era Vázquez e quindi risponderai su Vázquez, e poi ti dico anche come può cambiare la storia di un calciatore, la carriera di un calciatore con alle porte un mondiale, perché giustamente Salvatore ha detto attenzione, questo è un mercato, ma a rigor di logica deve essere così, che può esplodere soltanto dopo Brasile 2014, questo insomma lo diciamo perché si muoveranno tutte le grandi squadre e poi a cascata tutte le altre. Ignazio. Nel mestiere pallonaro basta un momento per salire in paradiso e basta un momento per scendere all'inferno. È tutto lì. Tu sogni per una vita di diventare qualcuno, non ci riesci, poi improvvisamente si accende la lampadina e arrivi dove tu non avresti mai pensato di arrivare. E così questo vale per tutti, principalmente vale anche per Hernandez, perché Hernandez, ricordiamocelo tutti, è stato dal mio punto di vista il miglior giovane
insieme a Pastore, insomma, insieme a Cavani, insomma, siamo arrivati a Palermo, quindi io li metto tutti e tre sullo stesso livello, che però ha perso per strada, si è smarrito per strada quelle possibilità che ci sono tutte in un giocatore come lui. Basta guardare il gol che ha fatto prepotentemente a Cittadella, ma non mi riferisco al gol fatto a Cittadella in Serie B. Io ho ancora davanti agli occhi i gol che ha fatto Hernandez nella massima serie, quando il Palermo era nel giro delle primissime squadre. Per cui sono d'accordo con Salvatore che il futuro di Hernandez dipenderà dal mondiale, e può essere che questo futuro, dal mio punto di vista, si possa riaccendere con una partita fatta bene al mondiale, dove lui si può mettere all'attenzione globale per quanto riguarda il suo ruolo. O se no, se non gli danno questa opportunità, io credo che il Palermo ha nel suo entourage un grande centrocampista che è Vasquez, ma veramente fra i grandi, e una grande punta che è Hernandez. Grazie Ignazio. Massimo, ti ho chiamato in causa ricordando quest'estate e queste prove di Gattuso, visto che l'argomento è Vasquez, ma abbiamo trattato ovviamente anche Hernandez. Quel Vasquez visto nel ritiro estivo con Gattuso ti avrebbe mai fatto pensare a un Vasquez adesso osannato, protagonista, punto fermo anche per l'anno prossimo? Assolutamente no, e sfido, diciamo, chiunque a dire il contrario, perché chi lo ha visto da sempre ha, come dire, tessuto le sue lodi dal punto di vista tecnico, perché lo vedi che è un giocatore che dà del tuo al pallone, però aveva sempre avuto il limite di quello che caratterialmente non riusciva a darti quel passo in più, tant'è che il Palermo l'aveva provato nel campionato di Serie A in alcune occasioni, lo aveva mandato in giro a giocare a Rayo Vallecano, l'aveva riportato sperando di inserirlo, ma Vasquez, ricorderete, non faceva la differenza in primavera, cioè non è che non ce lo stiamo inventando. Poi è qui, perché poi chi dice Gattuso ha deciso, che Gattuso evidentemente avrà deciso parlandone con altri, non credo che abbia avuto questa botta così e mettere nella lista Struna e non Vasquez. Evidentemente, diciamo, c'era, come dire, una relazione complessiva da parte di tutti quanti gli uomini all'interno della società che faceva pensare una cosa di questo tipo. Poi, e qui veramente va il merito a Iachini, che dal primo momento in cui, diciamo, lo ha potuto avere a disposizione, lo ha prima preparato durante soprattutto il mese della sosta, e poi l'ha schierato in campo. E lì Vasquez ha dimostrato di essere un giocatore che ha continuità, perché, ripeto, il Vasquez precedente, diciamo, all'era Iachini, chiamiamola così, era un giocatore bravissimo, talentuoso, ma poco consistente. Qui invece fa gol, fa gli assist, va a coprire, porta avanti la palla. È un giocatore che, se è su questi livelli, veramente è una miniera per il Palermo. Ma posso fare una domanda retorica? Certo. Perché la risposta è insita in questa domanda. Cioè, noi parliamo di Gattuso, parliamo di Iachini, parliamo di prima, parliamo di poi, parliamo di chi se ne doveva accorgere, di chi non se ne è accorto. C'è una strategia di Iachini. Noi alcune volte lo prendiamo bonariamente in giro per le sue frasi fatte, no? L'abito su misura è una di quelle frasi che Iachini dice subito, però lui perché dice una cosa del genere? Dice una cosa semplicissima per spiegare un concetto che è di grandissima profondità. Ngoi, che entra e gioca benino, non te ne accorgi che giochi Ngoi. O Milanovic, tra l'altro ieri assist per il gol di Pisano, o Milanovic o i cani o altri giocatori fanno parte di una strategia che è quella: io ti costruisco la squadra e ti valuto all'interno di meccanismi che funzionano. Chiaro. Cioè, nel momento in cui tu prendi Vasquez, e Vasquez ha seguito la storia più brutta del Palermo, perché era la storia di un Palermo che non giocava a pallone in tutti i sensi. È chiaro che un ragazzo che viene da fuori può perdersi in un labirinto di questo tipo qui. Poi arriva Iachini. Che cosa fa Iachini? Iachini razionalizza tutto.
Tu hai detto bene all'inizio il muro, la difesa. La difesa è il primo puntello che lui fa, dall'organizzazione di gioco. Piano piano questa organizzazione di gioco decolla. Se voi vi ricordate, Crotone è stata una pietra miliare, Hernandez è protagonista anche lì, e poi improvvisamente questo Palermo da Crotone in poi scopre di essere squadra, ed ecco che Franco Vázquez lievita e diventa giocatore. Sai cosa, se posso... Certo Paolo. Cosa mi ha ricordato questo? Ha detto molto bene Salvatore, perché Vázquez non ha trasformato da solo il Palermo, ma si è inserito alla grande, dimostrando le sue qualità in un contesto che già funzionava. Cioè prima viene la squadra e poi il singolo di talento la valorizza. Secondo me un esempio simile si può fare, per esempio, almeno quello mi viene in mente, con Ilicic. Il Palermo comprò un giocatore di cui nessuno sapeva niente, che era previsto come un'ala destra. Delio Rossi lo vide, ci lavorò e lo inserì in un Palermo che già funzionava, e il giovanissimo ed esordiente Ilicic, carattere lo conosciamo tutti, l'hanno visto anche quest'anno a Firenze, non né un cuor di leone né un giocatore che trasforma improvvisamente. Un allegrissimo. Lasciamo perdere, quelli sono gli aspetti caratteriali, numeri clamorosi che sono stati messi al servizio della squadra, per cui Ilicic ha reso immediatamente, perché funzionava il Palermo. Ilicic da solo l'anno dopo, con il Palermo di Mutti che non riusciva a giocare, non ha trasformato la squadra, ha fatto il peggior campionato della sua stagione, e l'anno scorso non è riuscito a salvare il Palermo, pur avendo fatto personalmente un gran finale di campionato. Quindi, come si vede, prima viene la squadra, in una squadra che funziona, che è costruita da un allenatore con saggezza passo dopo passo, anche i grandi giocatori moltiplicano il loro rendimento. Questo non so se Ignazio è d'accordo. Ignazio non può non essere d'accordo, perché lui ha una storia che è fatta così. Cioè il Palermo dei Picciotti su che cosa nasceva? Nasceva forse sulla individualità dei pur bravi Galeotto, dei pur bravi Tedesco, dei pur bravi Vasari. Tant'è vero che noi gli rimproverammo moralmente il secondo anno, ma perché non hai tenuto i giocatori di maggiore esperienza? Perché altri giovani non possono darti la stessa qualità. Si poteva fare, fidati. Probabilmente si poteva fare, ma oppure quelli che sono arrivati non erano poi alla loro altezza. Andiamo da Francesco Caruana. Francesco, intanto l'aggiornamento sulla finale di Europa League a Torino e poi qualcosa di simpatico come sempre. Sì Luca, 0-0 al 60esimo tra Siviglia e Benfica, partita non troppo nervosa, ma già 3 ammoniti, Fassio e Moreno nel Siviglia, Sichera nel Benfica. Benfica che ha perso anche Suleimani, al suo posto è entrato Almeida. Andiamo a vedere le immagini molto curiose Luca, perché andiamo in Brasile, la partita è quella tra Ponte Preta e Paraná, seconda divisione del campionato brasiliano. C'è una punizione per il Paraná, si incarica di batterla Lucio Flavio, e la difesa teme molto questo giocatore, tant'è vero che mette in pratica uno schema difensivo molto innovativo, di cui appunto vorrei chiedere conto a Ignazio se l'ha mai visto, perché praticamente piazza oltre una barriera fortissima, adesso lo vedremo, piazza un giocatore messo sdraiato a terra sotto la barriera, in modo da evitare che la palla passi in caso di tiro a rasoterra, alla Pirlo, alla Ronaldinho. È uno schema molto particolare, vorrei sapere da Ignazio se è abituato a vedere queste cose qui. No, vabbè, allora, l'idea può avere un set. Ora vediamo il risultato finale, però intanto vorrei che la commentassi Ignazio. No, la cosa interessante è appunto... Poi ti dico. Dico, un momento di confusione su chi calcia sicuramente, però... No, adesso vediamo come va a finire. Il tempo c'è. Perché è confuso anche chi deve calciare. Esatto. Ecco. Ma questo l'ha inventato Dio. Ti ricordi quello che era con 1782 modi? Si parte? Grande confusione. Lúcio Flávio, ele e o Marco Serrato. E nisso já foram quase 2 minutos para cobrar a falta. Cartão amarelo pro Giancarlo, João. Perfeito, Basta obrigado, dar una Caio. scucchiaiata con Perfeito, l'albo em cima, piede como e la sempre, mette o nel Caio coso del Maciel. palo. Marco Serrato, Lúcio Flávio Cavadinha. Non ha funzionato. Cosa ho detto io? Non ha funzionato. Una scucchiaiata. Cioè se ne poteva mettere 82 sdraiati. Allora, però Cristiano Ronaldo ha da poco segnato un gol su punizione con il Bayern Monaco, con tutta la barriera che saltava, e lui ha tirato la sua terra e ha sorpreso il portiere addirittura a metà. Quello sdraiato Vabbè, a terra è per dire che la migliore. Vabbè, Ignazio, ma adesso tu da allenatore, ora va bene il piede, quello scucchiaia e fa gol. Questo è clamoroso, cioè la barriera non sprechi un uomo per fare. Non sappiamo più dove arrivare. Perfetto. È il massimo della paura, e quando ti schieri così cioè il portiere non deve fare una cosa del genere, perché se la palla ti passa sotto la barriera,
ci può stare, ma è bravura di chi tira, allora tu devi rispettare chi tira. Ma se io guardando, giuro su Dio che non avevo visto queste scene, però ti ho detto basta che la scucchiaia con l'alluce che fa gol. Io insegno ai miei bambini a tirare, ho fatto costruire una barriera, insegno questo gesto tecnico che, credimi, ci vuole molta applicazione, ma non è difficilissimo. Mihajlovic lo faceva a casa sua con la saracinesca e ha rotto non so quante saracinesche dei box lì. Però a questo casa è esilarante. No, aspetta, perché al peggio non c'è mai fine, Esatto. Francesco. Abbiamo uno schema offensivo stavolta, partita del campionato giapponese tra Kyoto Sanga e Yokohama. Sì. Guardate qui, allora, sono in 6 a cercare di battere il pallone, la barriera si dispone. Funziona al limite dell'area. Più uomini metti, peggio è. No, guardate quelli che battono. Allora, ecco qui, si parte, finta del primo, finta del secondo, finta del terzo, finta del quarto, sassata fortissima del quinto. Questo ha funzionato. Io non lo so, allora, anche ecco, l'allenatore risulta un bambino, perché ovviamente l'ha studiato. No, ma guarda che adesso correggimi se sbaglio, Francesco, però si vede poi anche, diciamo, la finezza nel battere questo calcio di punizione. Sì. Lo vediamo nel replay. Ignazio anche qui. Allora, analizziamo ecco, questo gol. Questo gol viene fatto sul palo del portiere. Il portiere non ha i tempi di reazione per vedere il pallone, vedi? Gli passa sopra il mano. Gli allenamenti che si fanno per addestrare. Scusami, io sulle mani. Ma l'ha toccata, ecco, l'ha toccata perché è una punizione a 2 in aria. Non e solo, questo mi lasciava perplesso. Non solo, ma in teoria prima del tiro si vede partire uno alla barriera. Lo rivediamo. Perché in aria non la puoi battere di prima e uno l'ha appena toccata di tacco e guarda, vedi, quello lì lo tocca appena, forse neanche si muove la palla dal basso, da qua si vede. È un po' discutibile questo gol, perché vedi, ma forse neanche fa il mezzo giro regolamentare il pallone. Comunque forse non c'era bisogno delle tre finte. Secondo me è regolare. Questa punizione intanto è da ripetere perché non fa il giro, come giustamente. Come Honda arriva a Milan e non tocca palla. Vabbè, Honda, però noi l'abbiamo visto a Mosca ed era un gran giocatore, quindi vuol dire che... E vabbè, si deve ambientare pure lui. Ma poi i portieri si devono allenare a parare i tiri ravvicinati, ma ancora più forti di quelli, perché si allenano così i portieri sulla reattività. Però insomma è lo schema che ha distratto un po' tutti. Francesco, se ci sono un paio di SMS o WhatsApp li possiamo leggere e poi ci prepariamo per andare in pubblicità. Quella del Brasile. Ci scrive Francesco da Londra e ci dice: penso che Hernandez abbia fatto il suo tempo a Palermo, per me non è attaccante che garantisce 20 gol a stagione, a noi uno così non serve. E poi invece ci scrive su WhatsApp Franco, il Palermo non ha vinto solamente il campionato, ma l'ha letteralmente cannibalizzato. E poi ancora ci scrive Vittorio Guglielmo: spero tanto che Zamparini confermi Perinetti e che non abbia problemi di qualunque genere con lui. L'organizzazione societaria e poi quella tattica devono essere le basi, e quest'anno il Palermo l'ha dimostrato. Con Iachini e Perinetti in Serie A possiamo fare solo bene, a prescindere dai rinforzi che arriveranno. Ultimo messaggio su Hernandez: secondo me Hernandez si deve cedere, a Palermo ha dimostrato ben poco, però è un ottimo giocatore, ce lo scrive Gaspare. Sì, devo dire che anche sulla pagina Facebook ci scrive Vito Discrede: io lo cederei a prezzo congruo, investirei parte dell'introito su un attaccante più rodato tipo Denis, Berghessio o perché no Girardino e Toni. Questo il commento di Vito Discrede. Torneremo a parlare di Hernandez, torneremo a parlare di Vasquez e del Palermo. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, così ricarichiamo un po' le pile e poi vi garantisco che ci sono ancora altre cose da vedere, tra l'altro una molto spettacolare, fra poco. Attenzione! Pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace o su www.dimensioniarredi.it. Abbondanti e generose, come le valutazioni di Affari in Oro.
Eccoci qui, e allora andiamo invece a parlare di futuro, nel senso di giovani, con la primavera, gli allievi nazionali, il focus di Francesco Caruana, la voglia di scudetto. Il magico 2014 delle giovanili rosanero continua senza il minimo intoppo. Nello scorso weekend la primavera di Giovanni Bosi ha compiuto l'ennesima impresa, vittoria per 3-2 contro l'Udinese nei playoff di campionato e obiettivo ingresso nelle Final 8 centrato. Non sbagliano più un colpo i ragazzi terribili della primavera. I friulani, che pure hanno mandato in campo gente come Douglas Zielinski che ha già esperienza in Serie A, si sono dovuti arrendere sotto i colpi di Cefas Malele e Accursio Bentivegna, sempre loro due, goleador che timbrano puntualmente il cartellino. A secco, una volta tanto, sono rimasti invece Davide Peterman, che ha sbagliato un calcio di rigore ma segna quasi quanto un attaccante, e Carlo Sembalo, pupillo di Beppe Accardi e recentemente convocato nella nazionale Under 20 del Portogallo. Per la primavera si spalancano dunque le porte delle Final 8, che si disputeranno dal 4 all'11 giugno tra Rimini e Sant'Arcangelo di Romagna. Avversari dei rosa saranno Torino, Juventus, Chievo, Atalanta, Lazio, Fiorentina e Roma. Essendosi qualificato tramite playoff, il Palermo non è in testa di serie. Ai quarti di finale, che si disputeranno in gara unica così come le semifinali e la finale, la squadra di Bosi affronterà una tra Torino, Chievo, Lazio e Fiorentina. Le prime tre hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi della regular season, mentre i Viola, che erano nel girone C insieme al Palermo, sono risultati la miglior seconda classificata. Il sogno, inutile dirlo, è portare a casa un altro campionato primavera, dopo quello conquistato nel 2009. Ma forse non è il caso di augurare ai ragazzi di Bosi di fare come quelli di Pergolizzi. Infatti, di quella squadra che si laureò campione d'Italia battendo in finale il Siena, il solo Abel Hernandez, autore del gol che valse lo scudetto, è riuscito a sfondare. Di tutti gli altri, solo Alberto Cosentino è riuscito a collezionare una presenza in Serie A. Per il resto della truppa Pergolizzi, il futuro è stato caratterizzato da un po' di Serie B, tantissima Lega Pro e per qualcuno anche la Serie D. Insomma, il salto dal calcio giovanile a quello dei grandi resta complicato. Ma intanto nuovi ragazzi di belle speranze con la maglia rosanero si fanno avanti. Gli allievi nazionali allenati da Giuseppe Scurto si sono infatti qualificati per la prima volta nella storia del Palermo alle Final 8 del campionato di categoria, che si svolgeranno nella seconda settimana di giugno. Risultati che inorgogliscono il responsabile del settore giovanile Dario Baccin. Il sogno è adesso quello di lanciare gradualmente alcuni di questi talentini in prima squadra. Prima squadra di cui potrebbe far parte, chissà, anche Edoardo Goldaniga, difensore classe 1993, che quest'anno ha fatto benissimo in prestito al Pisa ed è in comproprietà da Palermo e Juventus. Juventus che in latino significa gioventù. Forse è arrivato il momento di fare largo ai giovani e dare più spazio alle nuove leve. Allora, abbiamo parlato anche lunedì di Bentivegna, tra l'altro ha fatto ancora gol in Under 18 contro l'Albania, quindi davvero un momento, uno stato di grazia per questo ragazzo di Sciacca. Salvatore, è quasi un obbligo ormai dover puntare sui giovani, nel senso che forse il colpo più straordinario di questa stagione è stato proprio Belotti e probabilmente ci auguriamo ce ne siano altri, ovviamente poi insieme a giocatori già pronti e strutturati che sono una garanzia per la Serie A. Ma io sorrido, sai perché? Per una situazione che è tanto normale quanto incredibile. Cioè noi stiamo parlando di un Palermo che ha seminato e sta raccogliendo. E stiamo parlando anche dello stesso Palermo che probabilmente seminerà qualcosa di diverso l'anno venturo. E allora lì io vorrei trovare un punto di continuità. Se il punto di continuità è questa politica, ritengo che il progetto si chiuda e si riapra. Se il punto di continuità è l'allenatore, dobbiamo sperare in Iachini che possa compiere con i giovani le stesse operazioni che ha fatto con quelli che gli hanno portato, cioè Verre e Belotti, oppure con Lazzar, oppure con quelli che ovviamente potrà prendere quest'anno e portare in Serie A con lui. Quello che mi disorienta è il fatto che noi mettiamo in discussione una politica. Dico, non faccio il nome di Perinetti perché ormai stiamo abusando di questa situazione, però è paradossale, cioè tu fai bene e cambi forse se ne accorto anche Zamparini, Salvatore. E cambi totalmente, ma io mi auguro che sia così perché veramente se no che senso ha parlare di giovani se tu cambi struttura nel momento in cui i giovani ti stanno dando le cose migliori? Beh, come dice Massimo, forse sei un po' così, ha rivisto il suo pensiero. Io ho questa sensazione. Zamparini che ha parlato ovviamente anche oggi, l'ha rifatto. So, io ci ho parlato ieri pure e mi è sembrato uno che
che si è arreso. E che cerca un exit strategy, nel senso che lui ha fatto un attimo il primo passo parlando, ora dice che non ha mai parlato di Cerapolo, ma insomma oggi è tornato a parlarne oggi, scusa. Appunto, dico, sta cercando un modo per come dire, salvare capre e cavoli, nel senso si è reso conto del lavoro, ammesso che ne avesse bisogno, diciamo, del lavoro straordinario di Perinetti, del lavoro di Perinetti, e sta cercando una mediazione, di trovare un equilibrio tra questi due personaggi che evidentemente compagni di banco non possono essere per mille motivi, ma che forse se uno fa il liceo classico e uno fa il liceo internazionale possono anche c'è un punto di incontro, forse si Massimo, può. però io devo dirti la verità che a queste cose non credo. Sai perché non credo? Perché la struttura dell'azienda Zamparini è stata abbastanza scarna nei suoi elementi. Lui non ha mai affidato a un pool di persone la responsabilità o tecnica. Tieni conto che c'è uno in meno, che è Igor Budan, che andrà in giro. Sì, vabbè, ma questo fa parte della stessa strategia di cui ti volevo parlare, ti volevo parlare prima. Cioè lui che cosa fa? Arrivato a un certo punto, poi quello sarebbe un discorso a parte, ma diamolo per scontato. Arrivato a un certo punto, piglia alcune persone, li manda via e ne prende altre. Quindi, sai, se ti metti accanto due persone che sulla carta possono essere compatibili, ma che è fin troppo evidente che non hanno un affetto l'uno con l'altro, proprio su questo proprio non ci piove, prima o poi la scintilla. Ma il problema da quello che mi è sembrato di capire è che non li metterà accanto, nel senso dirà... Però io mi pongo un altro problema. Ma perché Zamparini pensa a un personaggio come Cerapolo? Questo me lo devo porre il problema. Perché, ma attenzione, qualcuno gli ha chiesto e allora abbiamo trovato una risposta. Perché perché evidentemente deve fare una cortesia, non perché crede in una persona necessaria da inserire in un progetto. E allora questo mi preoccupa notevolmente. Certo, perché se fosse così non ci sarebbe futuro su allora questa idea. Ci sono anche qualche cosina in più che, per esempio, rispetto alla A e alla B, Ignazio qui insomma può saperne qualcosa, diciamo che cambiano anche alcuni equilibri, cambiano gli equilibri con i procuratori. No, aspetta, vogliamo caratterizzarci Paolo, come il Palermo dell'etica. Ho capito, e poi facciamo certe scivolate. Ho capito, e che ci posso fare io? Mica lo sto scegliendo io, Cerapolo. No, per dire, accetto il tuo sfogo, nel senso di uno sfogo, visto che probabilmente deve fare una cortesia a qualcuno, ti dico, purtroppo Ignazio me ne può dare atto, dalla A alla B ci sono alcuni equilibri, no, Ignazio, che si spostano anche persone, procuratori, giocatori. Ma secondo me sono gli stessi cartelli. Poi bisogna vedere quale metti in... Sono gli stessi cartelli. Ha ragione Salvatore, non credo assolutamente. Con uomini diversi però. Certo. Io ho trattato un giocatore con Caliendo in Serie B. E Caliendo tratta giocatori di Serie B, Serie A, cioè i procuratori hanno tanti giocatori che trattano fino alla Serie C. Per loro è un problema, scusa Massimo, per loro è un problema un giocatore o l'altro, una categoria o l'altro, per loro è un problema di muovere le loro pedine e fare quattrini. La cosa invece che mi crea qualche problema nel senso di riflessione è che due galli in un pollaio io credo che non si trovino molto bene. Torniamo sull'argomento social, poi andiamo da Francesco Caruana. Vi abbiamo chiesto Hernandez, punto fermo o prima cessione per il mercato di gennaio. Tra l'altro ve lo diciamo, abbiamo aperto così, è stata l'ultima partita ieri a Cittadella per Hernandez, dunque gol numero 14, la stagione si chiude qui. Io lo cederei per prendere un attaccante di peso che faccia 18 gol a stagione tipo Paulinho. Il sogno sarebbe Denis o Giovinco, questo lo scrive sempre su Facebook Giuseppe Presti. Vabbè, Giovinco ha giocato veramente. Noi dobbiamo entrare in un'altra dimensione. E guadagna. Sono giocatori al quale il Palermo non può arrivare, ma non perché non li vuole, no, Giovinco non lo voglio, ma ci mancherebbe altro. Non ci sono più questi prezzi. No, il Palermo ma non ci è arrivato mai neanche il passato. Forse Miccoli è stato l'unico caso clamoroso di un giocatore veramente già di gran nome che è arrivato a Palermo in un momento in cui ora poteva dare. Se no il Palermo se li è costruiti in casa i talenti. Li ha presi, li ha fatti diventare tali. crescere. Io sospetto che il Palermo possa anche non avere più
la possibilità di andare a scovare i Cavani e i Pastore, perché lì faceva differenza il Palermo nella prontezza di pagamento e nel fatto Su che quello decideva... daresti ragione al Zamparini, che vorrebbe No, costruire uno scouting estero ma Zamparini maggiormente... non va più in Uruguay, Brasile, speriamo Argentina. non ci vada. Va in Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, perché lì... Anche in Italia potrebbe restare, perché è stato dimostrato anche a casa sua potrebbe cercare di lavorare meglio sui talenti che abbiamo visto che esistono e dargli un po' più di fiducia. Perché lì, diciamo, tra procuratori, tra costi dei cartellini, ora il cartellino Lo di... dico perché così dico il cartellino di Lores Varela è di 4 milioni è stato, per cui ormai non puoi spendere, diciamo, certe cifre, perché Dybala se tu... e Vasquez sono due casi clamorosi. Infatti, Vasquez 6,8, Dybala 12. Se devi trovare qualcuno, diciamo, di quel livello, vai in Svezia e probabilmente lo paghi 1,2 milioni, cioè, dico, per dire una... Questa è la differenza. Torniamo da Francesco Caruana e poi sempre in ambito giovani, l'esordio di un giovane del 95 nel Trapani, ieri al Partenio in Avellino Trapani 3-3, nato calcisticamente a Palermo nella Panormus. Francesco. Sì, Luca, intanto qualche messaggio anche da parte di WhatsApp e di SMS. Ci scrive Cristian Camilleri: io penso che Abel può essere un punto fermo, ma al 90% andrà via e mi dispiace perché è un grande giocatore. E poi invece ci scrive Armando: un grandissimo grazie a Zamparini che ha allestito insieme a Perinetti una squadra molto competitiva, il primo posto è soprattutto merito loro. Per la prossima stagione dovesse partire Abel, che ne pensate di prendere acqua fresca? Poi andiamo a vedere immagini invece, Luca, da internet. Intanto la lettera di addio di Victor Valdés al Barcellona. Il portiere lascia il Barcellona dopo tantissimi anni, era entrato nel 1992 all'età di 10 anni, ha fatto tutta la trafila dalla cantera alla prima squadra e purtroppo non potrà salutare i suoi tifosi dal Camp Nou in una partita perché lo scorso 26 marzo si è rotto il crociato del ginocchio destro. Poi invece immagini molto molto belle, Luca. Andiamo in Scozia, il Celtic festeggia il suo 45esimo titolo e l'allenatore Neil Lennon e l'attaccante Giorgio Samaras festeggiano insieme un tifoso molto particolare. Andiamo a vedere perché in questa cosa le immagini parlano meglio delle parole. Ne approfitto, Francesco, per ricordare anche che il Palermo scenderà in campo con Special Olympics, anche il Palermo scenderà in campo con Special Olympics, che è un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per 4 milioni di persone, ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva. Ogni anno una rappresentativa italiana viene chiamata a partecipare alternativamente ai giochi mondiali invernali o estivi o a quelli europei. I suoi programmi sono adottati in più di 170 paesi. Special Olympics è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, così come il Comitato Paralimpico, e questo ovviamente è lo spot lanciato anche sui social ufficiali del Palermo. Abbiamo parlato di giovani e allora Tony Pitasi, chi è? Chiederete. Paolo annuisce, giovane attaccante, classe 95, ieri ha esordito in Avellino Trapani in Serie B, era già stato portato in prima squadra da Boscaglia, ha iniziato alla Panormus e quindi noi siamo tornati in Viale Michelangelo qui a Palermo. Ne abbiamo parlato con Rino Sanfilippo che adesso allena gli allievi della Panormus e ha allenato anche Tony Pitasi. Il campo è quello della Panormus e il collegamento è molto semplice perché in Serie B ieri nella partita tra Avellino e Trapani, nel Trapani è esordito Tony Pitasi, un attaccante classe 95 che è nato e cresciuto alla Panormus, possiamo dire così, e ne parliamo con Rino Sanfratello e quest'anno allena gli allievi. Intanto l'emozione nel vedere un proprio prodotto esordire comunque in Serie B.
Fa molto piacere perché io con Tony ho un bellissimo rapporto, tuttora ci sentiamo, mi racconta i suoi progressi, anche i suoi difetti ancora calcistici, perché è sempre un ragazzo che deve migliorare, anche se è esordito ieri, e mi ha riempito proprio il cuore di gioia. Tony c'è un ragazzo in cui io credo tantissimo, sin da quando abbiamo incominciato ho visto subito che aveva delle qualità eccezionali rispetto agli altri. Lui ha fatto un anno di scuola calcio, il primo anno qui, e ha fatto 30 gol, quindi i numeri già parlano per lui. E innanzitutto quello che consiglio ai ragazzi è sempre di studiare, perché non è detto che si riesce nel calcio, non lo devono vedere loro come l'unica cosa da fare, devono studiare e poi devono anche giocare, si devono divertire, questa è la cosa, dall'inizio parte dal divertimento. Ignazio, bello quando un allenatore insomma, vede una sua creatura, perché poi ogni giocatore è un po' figlio, creatura dell'allenatore. Ma scherzi, è la cosa più gratificante che possa succedere a un allenatore del settore giovanile, vedere coronare il sogno di un suo ragazzo, e nello stesso tempo questo porta diciamo, lustro a tutta la società, che fra l'altro la Panormos è una gran bella società, perché io ho allenato in quella società un ragazzino che si chiama Emanuele Calaiò. Sono andato a dargli un paio di lezioni quando era ancora ragazzino e mi fa piacere che da quel settore giovanile continuano a venire fuori giocatori importanti. Paolo, è un orgoglio della città anche. Assolutamente sì. È chiaro che questo è il punto di partenza, cioè attenzione, l'esordio è stato bello, l'abbiamo voluto ricordare perché ci fa sempre piacere, però attenzione, adesso probabilmente arriva tutta la parte più complicata, nel senso, va bene questo battesimo con il calcio dei grandi, però... Ma ne abbiamo visti tanti, magari di ragazzi appunto esordire un attimo e poi non perdersi, ma magari non avere gli stessi riflettori accesi, però questo è anche uno degli obblighi a cui ti porta il calcio professionistico, cioè tu devi anche saper sopportare le pressioni, come dire, positive dell'esordio, cioè c'è un momento nel quale tutto ti sembra roseo, pensi di essere arrivato, invece soltanto al primo di 100 e 200 e 300 gradini che dovrai scalare, devi avere la forza di mantenerti, anzi devi intensificare il lavoro. E comunque sono contento anche perché il Trapani sta dimostrando di, in qualche maniera, in una situazione anche di emergenza, perché numericamente con pochi giocatori, ha pochi ricambi, però anche in un momento ancora decisivo per lui perché si sta giocando i playoff, negli ultimi 20 minuti ha fatto entrare prima Pitasi e poi Essien, che è un ragazzo del Paris Saint-Germain. Una domanda retorica. Certo. Perché i palermitani vanno a finire a Trapani, no? Significa che... Vabbè, però quelli del Trapani finiscono al Palermo, perché Alastra, che è stato miglior portiere a Viareggio, è il nostro portiere alla prima. No, io mi riferivo a tanti altri palermitani, no? E sono inadeguati forse a un calcio, diciamo, di Serie A o di alta classifica, oppure il Trapani ha un progetto e il Palermo non ce l'ha? Bella domanda. Ignazio, perché vanno a finire a Trapani, visto che tu Trapani la conosci anche abbastanza bene? Ma perché una realtà come quella trapanese deve per forza attingere a pieni mani al settore giovanile se vuole continuare a vivere in questo mondo che spreca tanti milioni, quindi le risorse sono lì. E poi io dico che la maniera più intelligente per valorizzare le nostre risorse umane è quello di dare fiducia proprio a questi ragazzi. Se tu, come fai a scoprire che noi abbiamo dei grandi giocatori se non gli dai la possibilità di potersi esprimere in un calcio che per sistema, di società, no? Ma io penso non mi pare che ce ne siano più tanti soldi in giro, insomma. Non ci sono più soldi in giro, c'è la strada obbligata per tutte le società, non c'è più una lira. Quindi le società sono obbligate a ritornare alla parrocchia. E allora scusa, a cercare i bambini nelle parrocchie. Allora la parrocchia sono Verre, sono Belotti, sono Lazzar, ragazzi, non si scappa. Ma anche Bentivegna, o anche l'abbiamo detto. O altrimenti che ci sia uno che dimostra di poter uscire tanti di quei soldi e di fare una squadra al di là di tutto, come noi abbiamo fatto per tanti anni. Ma Salvatore, ma ragazzi, la favola di Berardi, quel ragazzo del Sassuolo, che è andato così, e se n'è partito dalla Calabria, accompagnava un amico e si è messo a giocare a pallone insieme agli altri ragazzi, ha detto guarda che bravo, cioè
E la cosa che mi dispiace è che gli altri devono scoprire i nostri tesori. Noi siamo pieni di tesori, se tu ti tuffi a mare, chissà quanti tesori vai a trovare, quante cose bellissime ci sono in fondo al mare, però non riusciamo a scoprirle. Leggiamo qualche messaggio ancora su Twitter. Cristian Gangeri, doppio messaggio: grande Palermo, spero che Zamparini faccia grandi acquisti per tornare più forti di prima. E poi invece sull'argomento Hernandez non mi dà tanta sicurezza, al suo posto vorrei Paulinho, che già ha preso le 2 preferenze, Quagliarello oppure Alejandro Gomez, quindi qua si scatenano anche le varie soluzioni di mercato. Poi ci arriva una richiesta da Alberto D'Angelo, sempre da Twitter, se riusciamo a recuperare Palermo Ascoli del 2001, ho 25 anni, io quel giorno ero allo stadio, un'emozione bellissima, gol di Maggiolini, promozione straordinaria. Come disse Franco Sensi, Bonanima, la provvidenza non c'ha lì, adesso mi è venuto spontaneo, però lì il Palermo fu promosso in modo clamoroso, esatto, con Ezio Sella arrivato proprio alle ultime 2 giornate. Il con telespettatore chiede gli spettatori uno per uno quali erano, in modo da individuarsi, perché questo non l'abbiamo. No, questo non ce l'abbiamo nella teca di TRM. Francesco, le immagini ci saranno. Sì, Luca, leggiamo ancora qualche messaggio. Ci scrive Paolo: facciamo attenzione, bisogna spendere e rinforzare l'attacco. Il Sassuolo si è salvato perché ha speso tanto e moltissimo in attacco. Attenzione ai miraggi, per fare business venderei il lento Vasquez e Dybala, che non sono adatti alla Serie A. E poi ci scrive invece Germano: Abel va ceduto in caso di adeguata offerta e sostituito da un altro attaccante. In avanti siamo messi bene. Secondo voi quanto vale Abel? Zamparini gli ha risposto oggi stesso dicendo che ha rifiutato un'offerta da 10 milioni di euro dall'estero. Dice: voglio 15 milioni per vendere Abel. E poi ancora ci scrive a proposito di Vasquez: Vasquez è arrivato in un Palermo quasi allo sbando, con Mutti non era tempo per esperimenti. Dopo 45 minuti col Napoli non giocati, si era rivisto solamente a Cesena, lì preso una traversa con un siluro da fuori area. Con questo voglio dire che ogni giocatore gioca bene solo se la squadra gira bene. Ad esempio Hernandez con Rossi, adesso Vasquez con Iachini. E poi ancora ci scrive Pino: Bentivegni a doppietta anche oggi in nazionale contro l'Albania. In tutte le società del mondo avrebbe fatto l'esordio in prima squadra, ma nel Palermo no. Andiamo a vedere, Luca, anche delle immagini molto molto particolari che arrivano dalla Danimarca. La partita è quella tra Copenaghen e Brøndby, una partita molto sentita, e i tifosi della squadra di casa mettono in atto una coreografia veramente spettacolare per appunto rimarcare la rivalità tra le 2 squadre. In cui viene simulata la distruzione dello stadio del Brøndby, distruzione ovviamente virtuale, però diciamo l'effetto è così bello che abbiamo deciso di mostrarvelo, nonostante appunto il messaggio non sia esattamente di pacificazione, però nonostante questo merita veramente di essere visto. Immagini ovviamente velocizzate, e qui vediamo appunto la palla di cannone che parte dal cannone, qualcuno manualmente la sposta, e poi appunto vediamo quando va a colpire lo stadio del Brøndby, che viene appunto simulata l'esplosione. È una coreografia che ha fatto molto effetto, si è parlato moltissimo in Danimarca di questa coreografia, perché appunto era stata una trovata diciamo geniale, che appunto è stata molto messa in risalto da tutti i media. Vedete appunto la palla di cannone arriva nello stadio, crolla lo stadio, diciamo cala un primo telone e poi si vede il fuoco, il fumo. Non so, a me è piaciuta molto, mi piaceva, diciamo... Guarda, io ti dico, adesso poi chiedo anche qui io dico qui al tavolo, io pagherei, cioè secondo me già una coreografia del genere può valere il prezzo del biglietto, perché è uno spettacolo autentico, a prescindere del messaggio, ma il problema è che forse ci prendiamo un po' troppo sul serio, Salvatore, nel senso che ci può stare, no? Ma è talmente bella, guarda adesso arriva la seconda palla di cannone, cioè... Continuiamo a guardarle le immagini mentre Salvatore dice no, non sono assolutamente d'accordo con te, ma lo dico è tutto uno scherzo. Il problema, sai qual è? Il problema autentico, che lì mettono in onda queste coreografie. Guarda adesso i fumogeni, e gioiscono di questo, e tutto finisce lì. Noi saremmo in grado di sparare con i cannoni veri allo stadio. Sì, ho capito, infatti. Il problema è solo questo, ma è una differenza, sai, sottile. Però là non c'è un Gennaro Von Carognen, non c'è, credo, no Paolo? Non lo so, no. Penso ogni paese ha dei problemi di questo tipo. Francamente potevano utilizzare la fantasia meravigliosa che hanno avuto magari con un altro tipo di argomento. Sì, va bene Paolo, però dico, se c'è una cultura che sopporta anche degli eccessi, sì, il discorso viene ridimensionato. Esatto, se noi sappiamo fermarci lì, il problema diciamo qui così, invece è un altro. Noi anche a Palermo, che pure è diventato un luogo
bellissimo, perché non si sente più parlare, non è come gli anni 70 dove le invasioni erano sistematiche e uno dice oggi c'è invasione di campo, aspetta mi fermo perché mi vedo lo spettacolo. No, oggi non c'è niente, però le bombe carta ci sono, esplodono sempre, come internet. Infatti io penso che sia un'interpretazione molto fantasiosa, tra l'altro anche di un gergo sportivo, cioè vi prendiamo a pallate, vi prendiamo a cannonate, cioè mettetevi i caschi, cioè, voglio dire, ce ne sono tante. Il problema è, come dice giustamente Paolo, ribadisce Salvatore, bisogna fermarsi lì, cioè ragazzi, è uno spettacolo anche quello. Vediamo un'altra cosa simpatica con Francesco, perché dobbiamo mandare la pubblicità. Francesco. Un messaggio ancora ci scrive Michele: Zamparini dice di puntare all'Europa, ma in rosa ci sono troppi giocatori abituati alla lotta per non retrocedere. E poi appunto un'altra immagine molto simpatica, la partita di addio al calcio da parte di Ledley King, storico capitano del Tottenham. Si intromette durante la partita appunto benefica l'arbitro Howard Webb, che intercetta la palla, allora lui Saltby fa un intervento da dietro, ovviamente non lo prende, non gli fa male, però diciamo si scatta una specie di scaramuccia con i giocatori che chiedono la munizione per Olby, e Olby invece deve fare giustizia da solo, così. No, tu immaginati se Ignazio, cioè immaginati tu troppo divertente. No, straordinario. Leggiamo con Gonelli. Questo è un sistema contro Gonella. No, vabbè, infatti non vogliamo pensarlo. Come ti chiami? Luca. Poi tutto si risolve nell'educazione delle persone, nella socialità delle persone, perché tu puoi fare tutto. Tu puoi fare tutto se l'ambiente è preparato ad accoglierlo, altrimenti rischi di creare delle situazioni di pericolo estremo. Ormai non ha più stimoli giusti per rimanere al Palermo, anche se devo ammettere che quando vuole giocare davvero a calcio è devastante. Questo ce lo scrive su Facebook Giuseppe Cannamela. Allora io comincio a salutarvi perché oggi la chiusura è un po' particolare. Grazie a Salvatore Gerasci, ci vediamo sabato al Processo alle 14:30, c'è Palermo Carpi. Ciao Massimo Norrito, ciao Paolo Vandini, grazie di Ignazio Orcoleo, ciao Francesco Caruana, tutti i tecnici coordinati da Ino Sfameli, la replica intorno alle 23 sul canale 13. Allora, vi abbiamo parlato di Sicilian Characters, il primo episodio trasmesso ieri alla Taverna Conti a Ballarò, parla proprio di Pamela Conti, attaccante palermitana, nata nel quartiere Albergheria. In anteprima ne abbiamo parlato con Vincenzo Allotta, in anteprima possiamo vedere qui su TRM questo documentario che racconta proprio Pamela Conti. Allora noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo in studio insieme a Vincenzo Allotta fra poco. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Rientriamo in studio e chiudiamo la puntata di questa sera in modo particolare. Lo facciamo con Vincenzo Allotta, che è stato tra gli ideatori di un bel progetto, si chiama Sicilian Characters e si è partiti da Pamela Conti con una proiezione che ieri sera è stata trasmessa alla Taverna Conti a Ballarò. Intanto benvenuto Vincenzo. Grazie Luca, torno un po' a casa visto appunto il fatto che ho lavorato anche qui a TRM e che avere la possibilità di ritornare è sempre bello. Come nasce questa idea e soprattutto perché avete scelto di inaugurare questo ciclo di interviste documentario proprio da un personaggio come Pamela Conti? Intanto nasce dal desiderio di un gruppo di ragazzi, di professionisti. Vincenzo Pennino è l'ideatore principale del progetto, poi me, Corrado Ligreci, Gabriele Tramontana, di raccontare la Sicilia tramite i suoi personaggi che non sono quelli mainstream, non troppo conosciuti, che però hanno qualcosa da raccontare e soprattutto che hanno dato a questa
questa terra qualcosa di importante. Abbiamo cominciato con Pamela Conti, che sicuramente nella geografia del calcio mondiale magari non sarà un nome grandissimo, ma all'interno della nicchia del calcio femminile è sicuramente una delle più grandi, ed è palermitana, anzi non è palermitana, lei è di Ballarò, visto che comunque ci tiene tantissimo alle sue radici, ed è particolare anche di come ne parla di questo quartiere, di questo mercato, ne parla come fosse una nazione all'interno del video che abbiamo realizzato. Quindi si tratta di una serie di piccoli documentari intervista che poi vanno a formare una vera e propria collana. Nelle prossime edizioni, diciamo, già abbiamo in cantiere altri personaggi, fra questi artisti, professori, altri sportivi, insomma ci sarà di che vedere, di che godere. C'è un modo per contattarvi qualora magari c'è un personaggio, anche nel mondo dello sport, perché a volte ci sono dei campioni che non vengono portati alla ribalta solo perché non li si conosce. C'è un modo per contattarvi, e soprattutto poi ricordiamo anche tutti quelli che lavorano dietro un progetto simile che è veramente grande. E allora, sicuramente il modo più facile, siamo assolutamente iperconnessi col mondo di internet, quindi via Facebook, via YouTube, specialmente dove verranno diffuse queste varie puntate di Sicilian Characters, potete contattarci. C'è anche una mail, siciliancharacters@gmail.com, dove potete eventualmente segnalarci qualcosa di interessante, magari valuteremo se occuparcene. Sicuramente siamo ricettivi da questo punto di vista. Come ti ho detto, è una troupe di ragazzi che lavorano a un progetto, una troupe di ragazzi che è abituata a lavorare col mondo della televisione. Soprattutto ci siamo voluti liberare di alcuni vincoli, li ricordo di nuovo tutti: il regista e fotografo Vincenzo Pennino, poi io, Gabriele Tramontana, con l'associazione Magweb, e Corrado Ligreci, che hanno dato il via a questo progetto. Prima di vedere questo documentario, Pamela Conti, regina fra i conti, stiamo vedendo anche le immagini della proiezione della premiere di ieri sera. Mi dici un paio di cose, tra l'altro con Pamela collegata anche via Skype? Sì, intanto ci siamo divertiti, è stato un divertimento puro, perché la famiglia Conti teneva davvero a vedere questa intervista, quindi la location è stata informale ma assolutamente divertente. Commovente anche perché Pamela era in collegamento dalla Svezia, e in quel momento eravamo tutti lì, i suoi familiari hanno pianto a dirotto anche per questa cosa, e devo dire, ma hanno commosso anche me, la signora Conti, il papà, i fratelli. È stata una festa quasi di quartiere, davvero emozionante. Il titolo, perché ovviamente la tradizione della famiglia Conti è legata al calcio. Assolutamente, infatti il titolo scelto è Regina fra i Conti, ci sembrava il modo migliore per renderle omaggio. Grazie a Vincenzo Allotta, e allora ci godiamo Pamela Conti, la prima di Sicilian Characters, Regina fra i Conti. Con Rosa Nero invece torniamo lunedì prossimo. Ciao. Ballaro, ballaro, oh yo, ballaro, 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 oh yo. E ballaro, bam 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 ballaro, guardando la primavera dell'antico centro di Palermo. E c'è qualche tecutalia, ecco venne a banana bella melodia. E da mangia quel piccolo mondo che vive sotto i policromi tendoni, escludendo dall'altra parte la visione di sole e balconi. Io quando vengo a Ballarò alle 6 del pomeriggio me ne vado a Santa Chiara a giocare con i ragazzini. Cioè a me non interessa il fatto che io abbia giocato fuori o sono tra virgolette quella che sono, perché io sono Pamela Conti, la ragazzina che è cresciuta in questo quartiere, e sono una di loro. Per me Palermo non esisteva, io ho vissuto solo qui, solo a Ballarò. Non conoscevo il Politeama, non conoscevo il Massimo, non conoscevo niente che non fosse Santa Chiara o Ballarò. Quindi quando sono arrivata a Sassari per me è stato traumatico, e io chiamavo a casa tutti i giorni e dicevo: mamma, voglio tornare a casa, voglio tornare a Ballarò, voglio i miei amici. E lei mi ha detto: no, quella è la tua strada, piangi, prima o poi asciugherai le lacrime e andrai avanti. E io dovrei trovare un paese che mi possa dare tutto quello che mi dà Ballarò. Dove trovi? Non esiste, non esiste. Però a Ballarò mi manca quello che mi può dare la stabilità di un paese come quello svedese, come quello russo, quello spagnolo.
E cosa faccio? È un grande dilemma. Quando vado fuori di questo quartiere mi manca la gente solare, mi manca poter scendere e non sentire la confusione, andare a comprare il pane caldo. Cioè io ho giocato in Russia, non c'era niente, diceva ma non ne sogno. Cioè, mi affacciavo e vedevo solo neve. Io sono andata all'estero perché avevo fatto una promessa e sono una donna di parola, perché io avevo promesso alla Torres che dopo la Torres non avrei mai giocato con una squadra in Italia contro la Torres. Sono stata 2 anni a Valencia e 1 anno a Barcellona. E sono stati i 3 anni più belli della mia vita, dopo quelli della Torres ovviamente, sia a livello calcistico che a livello umano. Se un giorno dovessi tornare a Valencia o a Barcellona ho una casa dove dormire. Ho 2 rimpianti. Uno, quello di non essere andata al Potsdam l'anno che mi aveva richiesto, che poi ha vinto la Champions League, sempre perché in quegli anni ero un po' stupidina. E poi quando mi aveva chiamato l'Arsenal, che quell'anno ha vinto la Champions League, e non sono andata perché non capivo l'inglese. Apprendere nuove lingue ti apporta sicuramente un arricchimento sia personale che culturale, hai la possibilità di conoscere gente nuova che fino a 10 anni fa non avrei mai pensato di conoscere. E poi per me girare il mondo e conoscere gente nuova, fare esperienze, è tutto. Io non parlavo in italiano, venivo da Ballarò. Qui sappiamo tutti, se parli in italiano ti prendono in giro. Allora sono arrivata lì e mi hanno fatto un'intervista e io cercavo di tradurre il palermitano all'italiano. Mi hanno preso in giro, hanno riso di me e da quel giorno in poi ho detto non permetterò mai più a nessuno di prendermi in giro perché non parlo in italiano. Del sud siamo passionali, facciamo tutto col cuore, ci teniamo in modo particolare e soffriamo la fame, tante cose che loro non capiranno mai. Cioè, quando noi giochiamo, cioè, a maccumannare noi, è inutile e non ci facciamo mettere i piedi in testa di nessuno. Forse a volte questo è un limite perché tanti ragazzi non accettano questa cosa e tante volte dovremmo stare zitti. Però alla fine tu sei cresciuto in un modo e difficilmente cambierai. Sicuramente non ho mai mancato di rispetto a nessuno, però anch'io ho una testa calda, quello non è, forse quei numeri 10 un po' così estroversi, ed io sono una di quelle, anche se con il tempo ovviamente poi capisci determinate cose, ragioni un po' di più, ma all'inizio della mia carriera anch'io ho fatto delle cassanate, dai. Quel numero 10 per me rappresenta la fantasia, il campione, perché comunque se guardiamo tutti i giocatori al maschile, Totti, Del Piero, Maradona, Pelé, io quando venivo a Santa Chiara dicevo sono medata 10 un gioco. Tu sei nata col 10 e il 10 te lo devi portare dietro, anche se ti dico la verità, a me piace il 10, però ho sempre preferito il numero 8, perché l'ha portato mio fratello maggiore, lo porta Daniele più piccolo, e per me l'8 rappresenta l'infinito. Per me Santa Chiara è la mia seconda casa, perché io tante volte non pranzavo nemmeno e venivo qui. Perché di solito chi arriva prima gioca per prima, anche se io non avevo bisogno di questa cosa, perché anche se arrivavo in ritardo dovevo giocare, cioè litigavo con tutti, ma dovevo giocare per prima, la prima partita era la mia. Il campo non era così, da noi il campo era ancora in cemento, la palla rimbalzava male, però giocavi fino a tardi.
Cioè, adesso ci sono le scuole calcio che i bambini giocano un'ora e mezza. Io giocavo dalle 3 del pomeriggio fino alle 8 di sera. I veri campioni sono nati e cresciuti in mezzo alla strada. Io non toglierei mai quella mentalità ai bambini. Si è persa quella amicizia, quella cosa che all'oratorio, in mezzo alla strada, che purtroppo a casa non puoi, non ce l'hai. Per me il calcio è la liberazione, per me il calcio è la medicina, l'antidoto per dimenticarmi tutto quello che c'è fuori. La forza più grande è il pallone. Per me è solo il fatto che io ho l'obiettivo, che quella palla deve entrare in rete, non ce n'è. È la cosa più bella. È come realizzarti nella vita. Cioè, io mi alleno tutta la settimana per far gol e quindi io lavoro ogni giorno per arrivare al mio obiettivo. È quello che faccio nella vita. Ja, Pamela Conti, ja igrajo futbol, Italia, ja živu v Palermo.